Nuove polemiche sul padiglione russo alla Biennale dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamento. L'ente veneziano passa al contrattacco e interviene anche il Cremlino. Incidente del pomeriggio lungo via Armellina a Caposile. 2 auto si scontrano frontalmente causando il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino di 9 anni. Il video del caos scatenato in un supermercato di Piazza Milano a Jesolo da un giovane tunisino entrato urlando, inveendo contro clienti e personale è stato placcato anche con l'uso dello spray al peperoncino. Fioriere sopra la panca per renderla inaccessibile l'iniziativa anti-Maranza del comitato di Piazza Mazzini in accordo con l'amministrazione di Jesolo per impedire che giovani ubriachi ne facciano un posto di ritrovo. Si allarga il caso del gasolio sporco che dopo il rifornimento causa danni ingenti ai motori delle auto. Segnalazioni arrivano anche dalla provincia di Venezia. Mancano pochi giorni ai festeggiamenti del Redentore. A Venezia attese 100.000 persone. Per garantire la massima sicurezza durante la notte dei fuochi sono state emanate 2 ordinanze. Buonasera e benvenuti all'edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Nuove polemiche sul padiglione della Russia alla Biennale dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di euro di finanziamento. L'ente veneziano passa al contrattacco. Dopo la decisione dell'Unione Europea di tagliare 2 milioni di finanziamenti alla Biennale, sulla vicenda è intervenuto anche il Cremlino, esprimendo rammarico per il trattamento riservato alla cultura russa in Occidente, ma anche gratitudine alla Biennale per aver continuato a collaborare con Mosca. L'ha chiarito il portavoce Dmitry Peskov rispondendo a una domanda dell'agenzia russa sul taglio dei fondi. La cultura russa in Occidente, ha detto, è sottoposta a una pressione terribile. Commentando le raccomandazioni della Commissione Europea di interrompere i finanziamenti alla manifestazione veneziana dopo la riapertura del padiglione russo, bisogna esprimere gratitudine agli organizzatori che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, ha concluso, e congratularsi con loro per essere liberi dalla ristrettezza mentale che attualmente domina l'Europa. Se le polemiche sul padiglione russo alla Biennale si erano dunque spente, ora si stanno riaccendendo, soprattutto da parte di chi ritiene che l'ente abbia dimostrato un'eccessiva apertura nei confronti di Mosca. La Regione Veneto però è dalla parte della Biennale. Il governatore Stefani, componente del CDA, ha infatti confermato fiducia a Buttafuoco, mentre per ora il Comune non commenta la questione. Non resta che attendere mercoledì mattina, quando a Ca' Giustinian si riunirà il Consiglio di amministrazione col primo punto all'ordine del giorno proprio il caso Russia e i contributi tagliati. Il presidente Buttafuoco è determinato, forte anche di una Biennale Arte che consolida numeri da edizione record, registrando un aumento di visitatori del 20% rispetto al 2024. Violento incidente nel pomeriggio di oggi lungo via Armellina a Caposile. 2 auto si sono scontrate frontalmente causando il ferimento di 3 persone, tra cui un bambino di 9 anni. Per causa in corso di accertamento una Citroen C3 sulla quale viaggiavano 2 persone, papà e figlio minore, si è scontrata con una Fiat 500. Un urto particolarmente violento, tanto da sbalzare la Fiat fuori dalla carreggiata. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i veicoli e prestato assistenza ai feriti, affidati successivamente alle cure del personale sanitario del SUEM 118, papà e figlio, mentre l'adulto a bordo della Fiat ha rifiutato le cure. Sul posto anche i carabinieri di San Donà di Piave, ai quali spetta il compito di ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. Attimi di follia a Jesolo nel supermercato di Piazza Milano. Un giovane di origine tunisina è entrato urlando e inveendo contro i clienti e il personale, creando il panico. Un ragazzo è riuscito a placcarlo e immobilizzarlo a terra fino all'arrivo delle forze dell'ordine. La polizia, dai ragazzi! Fermo, ti prego. Fermo. Nato qua! Piano. Ma si è chiamato anche polizia! Ci sono voluti circa 2 minuti e svariate persone per bloccare il ragazzo ventenne di origine tunisina che la mattina di sabato è entrato urlando e inveendo contro clienti e personale del supermercato di Piazza Milano a Jesolo, creando il panico. No! Ferma!
Ferme sempre, ferme sempre. Ferme sempre. Guarda, non stai... No, vai finito, vai fuori. Vai fuori. Subito vai. No, basta! 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 Guarda che te, signori, guarda che te... Basta! Piano, Daniele. Daniele! Basta! Fermi! Attimi di paura, 3 minuti che per i clienti e i dipendenti del supermercato sono sembrati un'eternità nell'attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine, che una volta giunte sul posto lo hanno condotto in caserma. Il giovane è ben noto alle forze dell'ordine e solito a girarsi tra Piazza Milano e Piazza Mazzini. Fenomeni che Jesolo si trova ad affrontare soprattutto nel periodo estivo, dove passa da circa 27.000 abitanti a più di 250.000. Assorbe in realtà quelli che sono problemi che normalmente in queste città invece purtroppo hanno tutto l'anno. Quello che a me non piace molto è quello di etichettarli con etichette facili che poi riassumono un po' il contesto, che è quello di Maranza, di Malamovida, perché sembra quasi un stigmatizzare un problema. Il problema non sono 10 disgraziati che arrivano in città e che creano disagio, che sono un problema, ma su questo la città è pronta ad intervenire e le iniziative che sta mettendo in campo assieme anche ai privati stanno dando risposte, perché rispetto a 4 anni fa la situazione è comunque molto migliorata. Quello che non è migliorato è la situazione sociale legata a questi giovani. Il problema non è puntuale, è un problema più sociale, culturale, e forse più che a botte di ordinanza o di norme, sebbene siano importanti a risolvere il problema puntuale, c'è bisogno proprio di un percorso culturale che migliori questa situazione. E sempre a Jesolo, per contrastare la presenza di giovani e giovanissimi molesti, soprattutto nelle ore notturne, il comitato di Piazza Mazzini, d'accordo con l'amministrazione, ha impedito l'utilizzo di una panchina che veniva usata come ritrovo. La panca veniva usata non per le famiglie che si sedevano o presenziavano la sera, ma bensì da personaggi poco affidabili che ne facevano un uso improprio per affari loro anche poco leciti e presidiavano la piazza, la panca, per più ore, lasciando anche immondizia, sporco, e quindi abbiamo così preso un'iniziativa di limitare l'uso della panca. Delle fioriere sopra la panca, così da renderla inaccessibile. È stata definita un'iniziativa anti-Maranza, quella presa dal comitato di Piazza Mazzini in accordo con l'amministrazione di Jesolo, per limitare e di fatto impedire che giovani o giovanissimi, spesso ubriachi, facciano del luogo un posto di controllo e di ritrovo. Limitiamo anche l'uso dei bagni che veniva fatto da persone che si andavano all'interno per lavarsi e fare le loro cose e non erano a servizio della comunità. Dopodiché è stata presa un'iniziativa con i locali di Via Nievo di chiudere alle 3 e non più andare avanti fino a oltranza, fino al mattino, in maniera da limitare che chi usciva dalla capannina non uscisse dalla capannina alle 3, che è l'orario di chiusura, e dopodiché si fermasse qui in piazza a fare di tutto fino al mattino, e quindi creava disagio. Non solo, alle forze dell'ordine è stato messo a disposizione in piazza anche un parcheggio prima adibito a carico e scarico e chiuso dall'1 di notte alle 7 del mattino, Galleria Schiavon. Sono cambiati i tempi, purtroppo oggi si va a estremizzare molto perché bisogna comunque far vedere che sia qualcuno con questi gesti. Io ritengo che la strada tracciata con l'amministrazione e il comitato sia importante e abbiamo definito un percorso. Il percorso è quello di dare alla piazza un significato di salotto, e questo è importante che venga recepito da tutti. Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nuovamente al condominio Nave di Via dello Squero a Mestre per un'operazione di controllo straordinario e bonifica dell'area. L'attività ha portato all'allontanamento di 2 persone denunciate all'autorità giudiziaria, una per occupazione abusiva di immobile e l'altra per la violazione del foglio di via emanato dal questore di Venezia. Durante l'operazione si è proceduto anche alla messa in sicurezza del sito mediante la chiusura degli ingressi. L'operazione ha visto coinvolte diverse pattuglie dei commissariati e della questura, i reparti Prevenzione Crimine Veneto, Lombarda e Piemonte e il reparto mobile di Padova. Si allarga a macchia d'olio il caso del gasolio sporco che dopo il rifornimento provoca danni ingenti ai motori delle automobili. Le prime denunce sono della settimana scorsa a Belluno e Treviso, ora le segnalazioni arrivano anche dalle province di Venezia e di Udine.
Un'auto che si spegne all'improvviso nel cuore della galleria di Segusino è l'ultimo e più preoccupante episodio di quella che oramai sembra essere un'emergenza legata al gasolio contaminato. Dopo i primi 4 casi denunciati la scorsa settimana da Adiconsum, 3 rifornimenti effettuati nel Bellunese e 1 nel Trevigiano, le segnalazioni continuano ad aumentare. Pesanti i danni ai motori delle auto, dai 3 ai 4.000 euro ad ogni intervento. Negli ultimi giorni l'Associazione dei Consumatori ha raccolto altri 4 casi documentati. Oltre alle province di Belluno e Treviso, ora risultano coinvolte anche Venezia e Udine. Questa mattina sono arrivate 7 segnalazioni di rifornimenti fatti a Belluno, fatti a Trichiana, fatti a Mestre, fatti a Montebelluna, fatti a Sappada, fatti persino in Val di Fassa, tutti accomunati dal fatto di essere approvvigionamenti di gasolio che hanno bloccato il motore della macchina. Tra gli episodi segnalati un rifornimento sul Terraglio a Mestre con l'auto finita in panne e un altro a Sappada. Secondo le diagnosi dei meccanici, in tutti i veicoli sono stati trovati acqua e agenti contaminanti nel filtro del carburante, ma nel caso dell'auto rimasta bloccata nella galleria di Segusino sarebbero state rilevate perfino alghe all'interno del circuito del gasolio. Il problema è molto diffuso. Vi sono problemi nella catena di approvvigionamento del gasolio che si riverberano poi sui distributori, sulle pompe e alla fine sul consumatore. Un elemento che secondo Adiconsum conferma come il problema non riguardi un singolo distributore. Le verifiche effettuate dall'associazione indicano infatti il coinvolgimento di impianti appartenenti a marchi diversi, dalle pompe bianche ai grandi operatori internazionali. L'associazione ha già attivato il proprio ufficio legale per assistere gli automobilisti danneggiati, ma ora chiede un confronto urgente con le associazioni di categoria del settore. È importante chiaramente avere copia dello scontrino del pieno, copia della diagnosi del motore, copia di eventuali preventivi e presentarli presso la nostra associazione. La cosa importante che noi chiediamo per la sicurezza dei cittadini e per la sicurezza dei consumatori è un tavolo di confronto con le associazioni che rappresentano i distributori per capire dove il problema è nato, per capire come risolverlo e soprattutto per capire come venire incontro ai consumatori che si sono trovati con danni notevolissimi, ma anche come risolvere il problema di sicurezza che deriva da questi problemi sulla filiera di distribuzione del carburante. La Polizia Locale di Venezia ha effettuato un'ispezione in un esercizio commerciale del sestiere di Castello autorizzato alla vendita di prodotti alimentari preconfezionati. Durante il controllo gli agenti hanno riscontrato numerose irregolarità che hanno portato al sequestro di 150 prodotti alimentari e ad una sanzione di circa 2.000 euro nei confronti del titolare. La CGIL torna sul tema del contributo d'accesso chiedendo all'amministrazione comunale di utilizzare i proventi per sostenere le fasce più deboli della popolazione veneziana. Il ticket d'ingresso ha raccolto milioni di euro. Come Camera del Lavoro chiediamo trasparenza su quelle risorse. La trasparenza serve per decidere come utilizzarle, per decidere a chi distribuirle, per dare una mano a chi davvero ne ha bisogno. In questo comune lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi non riescono ad arrivare alla fine del mese. Le tasse sono troppo alte in questo comune e vanno abbassate, ma vanno abbassate davvero a chi ne ha bisogno, non a chi vive magari con 10 appartamenti, a chi vive di rendita e non di lavoro. La CGIL torna sul tema del contributo d'accesso in particolare, chiedendo all'amministrazione di utilizzare i proventi per sostenere le fasce più deboli della popolazione e i veneziani che vivono in laguna. Il sindacato chiede che la delibera sulla Tari e più in generale la variazione di bilancio si fondino su 3 criteri: trasparenza integrale, riduzione della Tari mirata alle fasce più deboli e il riconoscimento del maggiore disagio territoriale della città storica, l'area che paga il prezzo più alto in termini di spopolamento e calo demografico. In una città in cui si fatica a prendere un vaporetto, un autobus, sono stracolmi, strapieni, è difficile persino muoversi utilizzando i mezzi pubblici. Quel disagio creato dal turismo va compensato in maniera chiara. Per farlo, per questo diciamo trasparenza sulle risorse. Deve essere chiaro quante sono e a chi vanno. A Venezia mancano pochi giorni ai festeggiamenti del Redentore. Sono state pubblicate 2 ordinanze per regolare la circolazione, gli spazi e la sicurezza durante i festeggiamenti della Notte dei Fuochi.
tema della sicurezza è un tema molto sentito, ovviamente viene coordinato dalla Prefettura di Venezia ed è del coinvolgimento di tutte le forze dell'ordine, le quali ognuna contribuisce con una propria aliquota, con imbarcazioni e con uomini a terra. Per questo, tramite 2 ordinanze della Polizia Locale e del Sindaco Venturini, sono confermate le principali disposizioni degli ultimi anni per regolare la circolazione e gli spazi a partire dagli ingressi su prenotazione. Noi abbiamo un sistema di prenotazioni per circa 42.000-43.000 posti che sono suddivisi in 28.000 nell'area marciana, quindi da Piazza San Marco fino all'Arsenale, circa 4.500 nell'area delle Zattere e altri 9.500 nell'area della Giudecca. Ovviamente parliamo delle parti di Zattere e Giudecca che più danno verso Piazza San Marco e quindi con una maggiore visibilità dei fuochi. Questo ci permette di contingentare gli orari di accesso, di avere delle vie di fuga libere per eventuali emergenze e di poter fare un redentore in sicurezza. Poi c'è la suddivisione degli spazi acquei per tipologia di imbarcazione. È un'area dedicata alle imbarcazioni tradizionali vicino alla punta della dogana, un'area dedicata alle imbarcazioni a vela, poi le unità da diporto fino a una certa metratura e senza sovrastrutture e infine le 2 aree più esterne, prima del Ponte d'Otivo e prima verso l'Arsenale per le unità maggiori. Qui contiamo di avere circa 3.500 prenotazioni per circa 25.000 persone. Vetro e spray al peperoncino vietati dalle 19 con controlli preventivi sia su acqua che su terra. Per le violazioni dell'ordinanza è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. Per l'occasione sarà aperto anche il ponte votivo. Ininterrottamente aperto al pubblico dalle ore 20 di venerdì fino alla mezzanotte di domenica. Questo consente di poter raggiungere a piedi la Giudecca durante i 3 giorni del Redentore e ovviamente vi è una sospensione tecnica un po' prima dello spettacolo pirotecnico, proprio perché durante lo spettacolo il ponte non è accessibile per motivi di sicurezza, per poi essere riaperto al termine della manifestazione. È un appuntamento religioso con una serie di messe, la Santa Messa la domenica alle ore 19, ma anche un appuntamento sportivo, perché ogni festa tradizionale a Venezia è legata a un appuntamento con la Voga alla Veneta, con il calendario delle regate comunali, e proprio domenica pomeriggio sullo specchio d'acqua della Giudecca si svolgeranno le regate del Redentore. E dunque a Venezia è cominciato il conto alla rovescia per la festa del Redentore e dalle 20:30 di sabato, dopo i nostri telegiornali, Antenna 3 sarà in diretta per seguire la notte dei fuochi con i collegamenti dei nostri inviati che racconteranno le emozioni di una serata magica, accompagnandovi fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti col naso all'insù per circa 40 minuti. Con questo per stasera da Venezia è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.